Un governatore senza voce che lancia forte una candidatura, la candidatura a patrimonio UNESCO delle nostre colline. È una rincorsa di 8 anni, penso che me lo posso permettere, no? Siamo oggi la candidatura ufficiale nazionale e lavoriamo per questa candidatura grazie a tutti i sindaci che fanno parte della squadra. Adesso inizierà questa roadshow, ovvero questa grande maratona a livello nazionale e internazionale per sostenere e promuovere la candidatura. Dall'altro ovviamente anche sensibilizzazione di quello che è poi il territorio che deve essere assolutamente coinvolto. Sì, non dobbiamo cadere nell'equivoco, non è la candidatura del Prosecco ma è la candidatura del territorio e degli uomini che vi vivono. No, guardi, quando io vedo scritto, no, che si parla di pesticidi, a parte il fatto che se c'è qualcuno che ha posto il problema di pesticidi lo posto io, andare a navigare su internet e guardare le mie dichiarazioni 2008-2009. Abbiamo la possibilità di risolverlo questo problema e lo dobbiamo risolvere. E dico che però la candidatura non è il vigneto, non è il bicchiere di vino, la candidatura è il paesaggio, è il cima da Conegliano, sono le eccellenze architettoniche, culturali, è l'intero contesto, è veramente una grande candidatura. Non difendere questa candidatura vuol dire non amare il Veneto, non amare Treviso, non amare le nostre colline. Infatti la vera scommessa è questa, riusciremo a far squadra tutti i sindaci, tutti gli amministratori e tutta la gente del territorio, lei ci crede? Io sì, ci credo, perché noi quando vogliamo essere popolo sappiamo essere popolo, l'abbiamo dimostrato in molte occasioni e lo dimostreremo anche con questa candidatura.